musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Buongiorno amici carissimi, eccoci qua per questo sabato 10 maggio 2025 naturalmente, un anno che è già arrivato quasi a metà del suo percorso, ma diamo il benvenuto alla nostra ospite. Oggi il nostro tema non sarà la presentazione di un CD, ma la presentazione di un libro freschissimo di stampa. E perché facciamo questo? Adesso ce lo spiegherà la nostra ospite Valentina Ferri. Benvenuta Valentina nei nostri studi. Grazie Con il tuo per questa ospitalità importante. ti ringrazio, con la cioccolata di Euterpe che tratterà comunque anche molti argomenti musicali, quindi non usciamo troppo dal seminato di quello che è lo spirito di questa trasmissione, perché tu parli di tanti autori, ben 15 se non vado errata, di 15 scrittori, musicisti, veramente un volume ricchissimo di notizie, di pseudobiografie, tutte accompagnate da musica, perché la musica si inserisce perfettamente in questo tuo scritto. Intanto il titolo stesso e la fotografia la copertina del titolo, dove vediamo una figura molto eterea che suona un flauto con un corvo. Chi è questo uccello? che è un corvo? Allora, La cioccolata di Euterpe, che è appunto il titolo di questo libro, è nato proprio dalla passione per la musica, per la letteratura e per tutto ciò che si lega all'arte. Quindi La cioccolata di Euterpe, musa della musica, è un titolo che ho trovato congeniale, perché la cioccolata in questo caso era la cioccolata che Gioachino Rossini amava andare a sorbire, la cioccolata calda, a Parigi, nel periodo appunto parigino, perché era molto goloso. Allora, da una parte la musica, dall'altra il cioccolato, e questo gusto, questo sapere, questo sapore che si diffondono nel palato e nella lettura. Quindi la musica è in questo libro la protagonista di fatto. E sono diversi i personaggi, così come sono diverse le musiche che suggeriscono, E e qui quindi voilà, Voilà, è e questo. quindi adesso tra poco andremo a conoscere alcuni di questi personaggi, perché il libro è veramente molto ricco di protagonisti, possiamo dire così. Poi tu hai dedicato anche un capitolo agli animali, perché la musica si sa fa bene agli animali, e poi hai dedicato un capitolo molto interessante al Corano, a questo mondo islamico, che però oggi non riusciamo a trattare perché lo spazio è breve, la musica è tanta da sentire e quindi non per non voler parlare di No, ma c'è questo. anche la Bibbia tra C'è l'altro, anche sono la i Bibbia, sacri fremiti sonori, come venivano però non chiamati. riusciamo a trattare No, tutto, certo, non per voler escludere, ma no, esclusivamente per ce mancanza ne di sono tempo. molti. Senti, allora Valentina Ferri, sei una scrittrice, giornalista, nonché musicologa. Allora partiamo subito con la presentazione del libro, perché intanto con la clessidra, la Ecco. clessidra vale molto per te Valentina, la facciamo Ah, vedere grazie. ai nostri 3 minuti. Sì, sì, Ogni 3 minuti ma io non vedo eventualmente, tanto bene, ma quindi ci mi penso serve un io, pizzico, sì. ci penso io. Senti, partiamo con questa pittrice, scenografa, illustratrice, disegnatrice Leonor Fini. Ah Cosa ci beh, anche ovviamente nasce da un colpo di fulmine, perché lei, come molte altre, artiste, appartiene a un periodo di grande fermento e di grande ehm, sì, di grande vitalità e vivacità. Leonor Fini è stata una pittrice, è stata una scenografa, è stata una costumista. Il primo incontro lo feci molto tempo fa con Corrado Premuda, uno scrittore di grande sensibilità che non c'è più, a Trieste, perché Leonor Fini ha vissuto a lungo a Trieste, ha conosciuto naturalmente tutto il panorama di quel periodo, anche James Joyce tra gli altri, dico perché è quello più conosciuto forse, ehm, e soprattutto, come si diceva, è stata oddio, questa
quanti minuti ho. È stata, una figura, che alla musica, alle scenografie, eccetera, ha dedicato moltissimo, oltre che ai suoi dipinti. Mi colpì molto mentre facevo appunto queste ricerche, il fatto che a un certo punto tra le varie messe in scena, figura un balletto con musiche di, Benjamin Britten, un altro autore che ritorna poi nel libro, abbinato a un'altra figura e, che in questo caso appunto, propone le sue, variazioni su un tema di Frank Bridge, opera 10 per orchestra d'archi, come musica di un balletto e di una, scenografia ideata, da Leonore Carrington. Quindi vedere questi rimandi, questi giochi di intrecci, mi è sembrato molto, molto appassionante. Appassionante e anche un po' diverso, perché non è molto facile così questi inserti di musica, letteratura, balletti, veramente è una fantasia molto vivace la tua Valentina, e molto colta, se posso Grazie. Ma perché è il bello dell'anda della sono come delle ricerca. matrioske, sì, È no, vero, è apri vero. e trovi un sacco di È vero, tutto si collega. eh, Senti, allora, visto che è una traduzione questa anche musicale, infatti. fermiamoci su Benjamin Britten, questo autore, britannico, con queste sue variazioni sul tema di Frank Bridgen, che a sua volta era un direttore d'orchestra, un compositore, britannico a sua volta, e quindi sentiamo almeno un 3 minuti di queste variazioni.
sfuma dolcemente la nostra Natalia, questo bellissimo brano di Benjamin Britten, variazioni su un tema di Frank Bridge, a sua volta abbiamo detto compositore, violinista, direttore d'orchestra, che tu Valentina hai inserito in questo bellissimo viaggio letterario musicale che faremo oggi, proprio attraverso le pagine della Cioccolata di Euterpe, che esce oggi, no, nelle librerie. Sì, È sì, sì, proprio sì, un sì. vero È un battesimo. battesimo Un battesimo. ufficialmente Speriamo che presentato al sia di buon augurio essere qua dai nostri microfoni. Solitamente Radio Libertà porta fortuna e lo auguriamo anche il tuo io libro perché ascolto le trasmissioni, mi le piacciono molto. ascolti, Sì, sì, sì. brava, e fai bene. Quindi, i Perché senti personaggi. Valentina, tu hai fatto, abbiamo dicevamo, molte ricerche per questo tuo volume che cita tantissimi personaggi, Christian Andersen, Pasternak, Montale, Marina ehm, Svetaeva, ce sì, ne davvero. sono, abbiamo detto che sono 15, mi No, no, pare, sono molti sono di di più, più. Sono molti di Cervantes, più perché oltre al personaggio musicale poi ci sono, gli intrecci. Quindi, se parli di appunto che ne so, Andersen, poi non puoi non parlare appunto magari di Siboni, che è stato un insegnante di musica, non puoi non parlare della Mali, cioè ci sono tutti gli intrecci. è vero. Infatti la collana si chiama Tramiti o Tramiti, perché la musica è un tramite e ascoltare musica significa anche ritrovarsi tra miti, quindi Senti, figure della senti, mitologia. Valentina Ferri, diciamo Sì, nome e cognome così la gente lo memorizza bene, anche se è piuttosto facile, anche il cognome breve. Allora, hai parlato di Andersen, se non sbaglio. sì. Fermiamoci su Andersen, questo personaggio che credo tutti conoscano per le sue meravigliose favole. Andersen aveva una sensibilità naturalmente, fuori del comune, un ragazzino molto sensibile, un bambino anche piuttosto, ehm, riservato, ma con una voce meravigliosa. Aveva una voce sopranile che incantava. Lui lo racconta proprio nella sua autobiografia, nella storia della propria vita. Dice proprio che un giorno annunciò alla madre: "Diventerò famoso." Parlava del canto. Quindi si mise a studiare canto e danza e anche recitazione. Ehm, Trovò questo insegnante di canto, Siboni, che, lo trovò molto bravo e, cominciò a dargli lezioni di canto a Copenaghen, dove lui si spostò. Desiderava addirittura raggiungere l'immortalità attraverso la musica e tutto sommato questo tema ritorna, lo sappiamo bene. La sirenetta, che dà la propria voce meravigliosa, si sacrifica e sacrifica quello che ha di più bello e di più caro, che è la voce e il canto. Quindi il tema della musica torna molto, soprattutto perché, lui si innamorò, ovviamente in modo così platonico, di un soprano, che si chiamava Jenny Lind, che veniva chiamata l'usignolo svedese e, di questa cantante parla, naturalmente trasfigurata anche nel suo racconto. Racconta ancora nella sua autobiografia dei suoi viaggi anche in Italia, che era ovviamente la patria del bel canto, e di un viaggio in particolare a Napoli, nel quale lui assistette ehm, ad una prova del Barbiere di Siviglia con la Malibran, niente po' di meno. E quindi insomma anche questo di Andersen, che è noto per tutte le sue meravigliose favole, ma meno per questa grande passione per la musica, rientra un po' in una delle figure delle piccole scoperte, adesso ormai forse è più noto, ma che feci all'epoca della scrittura Ecco, di questo senti testo. Valentina, non avendo la voce della Malibran, perché forse non ci sono delle registrazioni della Malibran, noi però sentiamo adesso una bellissima voce, quella di Maria Callas. Ah, che bello. Senz'altro Andersen avrà ascoltato appunto il Barbiere di Siviglia, allora con la voce della Malibran, adesso con la voce di Maria Callas, questa voce immortale, quindi ascoltiamo proprio una voce poco fa. Immaginiamo che che Andersen possa sentire questa splendida voce. Oltretutto la cantante della quale si era innamorata poi gli ha dato l'addio.
l'ha Ah, abbandonato. sì, sì, però è una figura anche questa molto interessante. Infatti ho pronto un altro profilo che metterò in una nuova edizione, perché è stata una figura stranissima, questa soprano, poi ne Vabbè, parleremo. ne parleremo in un'altra puntata. Sì, Va bene, adesso volentieri. ascoltiamoci la splendida voce di Maria Callas in Una voce poco fa dal Barbiere di Siviglia. Ah, ce la sfughi. Peccato. Ma Ma è docile se mi toccano ma mi se mi sveglio. tocchi. Va bene, allora andiamo avanti con la presentazione di questo libro, veramente sarebbe da, ehm, sfogliarlo pagina per pagina perché i musicisti sono ovunque e quindi sembra di fare anche un È torto vero. a ognuno di loro. Gli autori sono interessantissimi, però il tempo è quello che è. Non resta Scusate che prendersi il libro. scusate, ma in diretta ci capita anche lo starnuto. Certo, non capita che prendere il libro. Ci fermiamo su, Andersen, su Garcia Lorca, su, Facciamo Cervantes? Federico Garcia Lorca. Facciamo Garcia Lorca? Va Eh, bene, perché anche Andersen no, Andersen l'abbiamo appena abbiamo fatto, trattato. sì. Garcia Lorca, va bene. Eh, Garcia Lorca, ehm, Garcia Lorca. mettiamo la clessidra girata, Valentina, perché Io lascio parlare a un po' il mio libro, perché non dico che non mi ricordi affatto, non è così, però, preferisco seguire un po' l'itinerario e la traiettoria che avevo guarda, leggo preso. già io qualche cosa, le canzoni popolari ascoltate dai contadini nei campi, Eh. le ninna nanne, i canti tipici di cui più tardi ecco, e quindi No, già perché vedi la cosa l'occhio importante mi è è che intorno al pensiero poetico e artistico di Federico García Lorca sta la idea del duende. Il duende è il demone. Il demone è
una cosa che ti possiede, che ti ispira, che si canti, che si suoni, che si scriva, che si dipinga, per creare bisogna avere nelle vene il duende. García Lorca, che era nato nel 1898, aveva, imparato un po' della musica dalla madre, Vicenta, che impartì a lui le prime lezioni di tecnica musicale, ed era un bambino molto sensibile, molto vivace, attento a tutte le suggestioni sonore. Aveva cominciato a scrivere, delle musiche e delle trame per burattini, ad esempio. E poi naturalmente ha scritto le sue bellissime conferenze sul cante jondo, che era appunto il canto, quello che citavi tu, tipico del popolo, i canti della tradizione. E ha sempre amato la musica, amico di anche di De Falla, quindi grande conoscitore di tutto il mondo della musica di quel periodo. È una figura meravigliosa, secondo me, Federico García Lorca. E con De Falla appunto aveva dato, così aveva trovato una guida, un maestro, ed erano entrambi così amanti della musica popolare, del canto popolare, che organizzarono la grande fiesta del Cantejondo, celebrata nel 1922 poi a Granada, nell'Andalusia. Giunsero tutti i cantores e anche una famosa cantante che si chiamava Niña de los Peines, che era la regina del Monte Gitano, e lui gli scrisse: "Capace di fuoco, artista in grado di evocare il demone". Ehm, Meraviglioso, meraviglioso. E naturalmente poi dal cantejondo, dal mondo dei gitani, dal mondo della musica di Granada, nacquero poi musiche e ispirazioni altrettanto Vedi, magiche. sono tutti compositori, tutti, autori che andrebbero veramente approfonditi. A scuola si studiano veramente, forse non si studiano nemmeno questi autori. Se uno non se li cerca per conto proprio o se non li legge per interesse personale, forse non saprebbe mai. Ecco, per esempio, tu hai detto ehm, che ha scritto, della musica per Sì, marionette, avevi infatti. detto prima, Sì, e sì, sì. infatti ci sono 3 testi per burattini rappresentati, racconti tu, tra cui una farsa scritta appositamente da Lorca, La fanciulla che annaffia Il il basilico. basilico, e Il principe petulante, Sì. che prevedevano accompagnamenti musicali tratti da canzoni antiche e popolari, insieme a musiche di Albeniz, Debussy, Stravinsky, Ravel, arrangiati da De Falla. Quindi Eh, comunque era anche un autore, uno scrittore appassionato proprio molto. di musica. Senti, allora, musica in questo caso Cer con le soirée, da Granade, Ah, che meraviglia. con una Debussy. grandissima pianista, Martha Argerich, e naturalmente l'autore Debussy, citato anche dal dallo scrittore, e quindi, credo che ci stia perfettamente, no, Bellissimo, questo bene. ascolto. È molto bello potere
Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Ma è solo un'ora. Movie Time. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Bene, prima di tornare con Valentina e il suo bellissimo libro La cioccolata di Euterpe, io ho piacere di fare, se anche la nostra regista me li mette sullo schermo, ricordare 3 appuntamenti musicali. Intanto uno è molto lontano e non credo, però mi fa piacere ricordarlo. Itinerari spirituali, sabato 10 maggio, quindi oggi, 17:30 al Collegio di Maria. Per chi si trova in provincia di Enna, cari amici, se siete così lontani, a Barra Franca, la via della pace attraverso la spiritualità francescana, con un programma che inizia alle 17:30 e termina poi con una cena di fraternità alle 20. Un bellissimo programma, itinerari spirituali, comunque mi fa piacere molto ricordarlo perché sono giorni anche proprio di spiritualità questi e quindi è bello anche parlare di questo. Poi dunque un altro appuntamento, aspettate che andiamo, la nostra viene proiettato l'appuntamento, allora siamo dove siamo? Ad Acrom? Allora, a Crom, sabato 10 maggio alle ore 16, sala Piatti, Città Alta di Bergamo, questo è più facile raggiungerlo, appunto alle ore 16, quarto e ultimo appuntamento, e adesso musica, stagione di musica contemporanea a Bergamo, è la 9ª edizione. Quindi con il a Crom, parte terza, e ci sono queste bellissime musiche di Salvatore Di Stefano, Umberto Bombardelli, Roberta Vacca, Antonio Toffolo, James Esber e Vladimir Tarnopolsky. Se dalla locandina avete potuto leggere meglio. Ultimo appuntamento, che adesso lo vado a ripescare anch'io sul mio telefonino, eccolo qua, l'Enarmonico Ensemble di chitarre, questo però la settimana prossima, sabato 17 maggio, dunque alle ore 21, Auditorium Annalisa Torcano, Viale Verdi 2 a Novara, ingresso a offerta, un ensemble di chitarre. Bene, grazie. Torniamo adesso a Valentina Ferri, al suo bellissimo libro La cioccolata di Euterpe. Volevi spiegarmi anche un pochino questa, intanto voglio chiederti se uno avesse intenzione di acquistare il libro, di trovarlo, dove lo prende? Attraverso i siti? Ormai si compra tutto online. Allora, il libro, questo non l'ho detto, è edito da FV Editori e si può ordinare e acquistare sul sito della casa editrice. Si trova naturalmente, come dicevi tu, su tutte le piattaforme, quindi su Amazon, su Feltrinelli, ISBN, eccetera, eccetera, e poi lo si può richiedere nelle librerie. Una volta si diceva nelle migliori librerie, in verità ci sono tante librerie ottime, indipendenti, di tutti i generi, e quindi credo e penso che non Va ci bene. sarà alcuna difficoltà nel trovarlo. E la copertina nasce dal fatto che, allora, la figura, diciamo femminile è la musa che in questo caso è appunto, tu dicevi forse evanescente, è una figura mitica e pertanto non chi la conosce, si conosce, non si conosce, che suona il flauto, e sul flauto, compare un corvo nero, perché, questo libro e la copertina si ispirano anche ad un autore ben noto che è Edgar Allan Poe, ehm, che scrisse, questa bellissima poesia The Raven, no,
Il Corvo, e lì c'è dentro tutta una storia. Comunque era molto suggestivo e, abbiamo deciso di creare questa copertina, anche perché appunto alla figura di Edgar Allan Poe si sono collegate tantissime figure e molti sono stati mh, molti si sono ispirati proprio ai suoi racconti tenebrosi, ai suoi racconti del mistero, ai suoi racconti, ehm, sono Va bene, diventati così un po' basta. un simbolo. È difficile stare zitti, è È difficile difficile fare sintesi. Lo perché so, cioè, ma è difficile perché lo so, esatto. ma Comunque io vabbè, te la no, no, ma faccio per fare. fortuna sì, infatti. Saltiamo a James Joyce, dai. Velocissima. James Joyce è legato in modo è intrecciato di musica, ispirato, impregnato di musica. È stato tenore, studiava musica a Dublino, ha partecipato anche a dei premi. Il figlio è diventato un discreto tenore, erano, come ben si sa, ehm, immigrati in Italia, a Trieste. Anche qui gli intrecci poi sono tantissimi. Anche nel lavoro su Leonor Fini mi sono resa conto di quanto sia stata presente, ovviamente sappiamo, non soltanto la figura di Joyce, ma anche quella della stessa Leonor Fini. Valentina, ti interrompo perché abbiamo una chiamata in linea, Ah, così poi dopo ma riprendiamo con meglio così Joyce, prendo se no fiato. ti paga troppo. No, no, no. Pronto? Buongiorno Retta, sono Elisa. Buongiorno Elisa. Allora, Buongiorno, prima di tutto complimenti a te, alla tua ospite, che Grazie. mi ha incuriosito tantissimo e ho già ordinato un paio di copie del suo libro sul sito. Eh, Della casa editrice che tra l'altro conosco perché ho diversi titoli, quindi grazie invito gli molte. ascoltatori, veramente io vabbè, sono un amante della letteratura, quindi sono incuriosita tantissimo e sono sicura di scoprire un libro straordinario. e poi Elisa comprerai anche alcuni brani musicali che andiamo trasmettendo insieme alla presentazione Certo, ma io dell'autore. cerco di scoprire dal libro delle cose nuove autori che non conosco e che quindi scoprirò appunto leggendo il libro. Adesso sentirai i Busoni. E curati il raffreddore che mi pare raffreddata. Sono abbastanza raffreddata, Vedi? esatto. Grazie, grazie Grazie a davvero. voi, grazie, Ciao Spero che il Elisa. libro complimenti veramente. le Grazie mille, piaccia, ti buongiorno. piaccia di nuovo. Grazie. Senti, infatti a proposito di Busoni attraverso vedi i nostri ascoltatori, si materializzano con la voce e intervengono così in maniera a proposito di James Joyce, tu scrivi: "Naturalmente il giovane fece conoscere Busoni a Joyce", chi è questo giovane, "che già frequentava i concerti, ma in cui non si piacquero. Il musicista però dichiarò in seguito che Joyce aveva una straordinaria personalità. In questi termini di fervore creativo, di figura instancabile del suo Ulisse e un allievo, Joyce spiegò: Ulisse è il soggetto più umano di tutta la letteratura. Ulisse è un grande musicista e gli vuole e deve ascoltare. Ci Sì, spieghi perché in realtà con Busoni non si sono trovati molto. Tra l'altro Busoni diceva che quando era arrivato questo strano signore dall'Irlanda, diceva: "Non potevo sopportarlo perché suonava con uno strumento, un pianoforte scordatissimo, la voce non era male", ma credo che sia stato il figlio a presentarli, adesso non me lo ricordo. Comunque Joyce e la musica sono fondamentalmente un po' la stessa cosa e Va qui ci bene, si allora potrebbe parlare, facciamolo parlare, conoscere parlare. noi Busoni a Joyce con Sì, questo ecco, Ferruccio giusto. Busoni con questo divertimento per flauto e orchestra.
Mi dispiace andare. Grandi compositori del Novecento che andrebbero veramente ascoltati, studiati, riascoltati. Era nato a Empoli, quindi nato in Toscana, anche se poi era un po' cittadino del mondo perché ha viaggiato tantissimo, eccetera, eccetera. Senti Valentina, facciamo un salto adesso, un salto indietro perché troviamo anche Petrarca nel tuo libro. Eh sì, Eh, sì, sì. e Petrarca come Francesco rientra in questo Petrarca, libro? rientra, ma per quello è interessante. Allora, Petrarca, dunque, intanto è il periodo in cui c'è un grande cambiamento anche nella musica e, l'Ars Nova sta cambiando appunto l'architettura contrappuntistica che si rinnova, il ritmo diventa più libero e nasce un nuovo stile. Petrarca conosce il musicista fiammingo detto Ludovico di Beringen, che è un cantore di cappella, un cultore dell'antichità classica, collezionatore di libri, e il poeta lo soprannomina Socrate. Lui è il destinatario di moltissime epistole raccolte nelle Familiares. È lui che consola Petrarca per la morte di Laura, che lo accompagna nelle sue passeggiate, conversano di contrappunti, discettano di musica. C'è il famoso tra l'altro il famoso aspetta, come si chiamava? Era un liutista ferrarese, il Bambasio che parla con lui dei suoi liuti, Confortino, figlio del rimatore, musicista veneto, insomma la musica è nella vita di Petrarca, che ha anche una bella voce e che a sua volta canta, racconta e, ricorda la voce delicatissima di Laura, dice Laura che cantò dolcemente, soave e chiara e angelica, divina addirittura la definisce la voce. E quindi come poteva non arrivare anche Petrarca in questo libro e come non Poverino. poteva essere ricordato, scusa, ricordati i numerosi sonetti e quanto, non soltanto il ritmo musicale dei suoi delle sue poesie, ma quanto siano impregnate delicatamente e anche in modo molto sensuale di musica. No, dicevo quanto deve avere sofferto poco, d'altra parte i dolori d'amore fanno soffrire tutti, da Petrarca agli esseri, meno poeti come lui, più umani come possiamo essere noi. Sì, beh. Però appunto Petrarca chiede conforto alla musica, e la musica veramente è un conforto nel dolore, qualsiasi dolore si tratti, Sì. Tra Quindi anche l'altro scusa no, se no, posso prego, dire prego. no, dico tra l'altro questi sonetti di Petrarca hanno ispirato anche moltissimi autori del Novecento, quindi non soltanto allora, ma Pizzetti, Castelnuovo Tedesco, perfino Arnold Schönberg, musica a 3 testi per violino e orchestra. Quindi, è stato un autore ed è tuttora Paolo Arcà, un altro musicista, quindi è molto interessante anche questo, vedere Va come bene, un io autore allora ti invece offro non questi autori, ma Liszt, ecco Franz appunto, Liszt, bellissimo, che con il sonetto meraviglia. 47, con un grande pianista, Alfred Brendel, non so se è quello che ha la nostra Natalia.
C'è sempre una frazione di secondo da quando la nostra, ehm, artista al di là della nostra scrivania scrive. Questo mi spiace moltissimo. Oltretutto tornando a Liszt, adesso faccio io un breve inserto, ehm, che si riferisce all'autore, lui ha scritto anche Il canto del sol da Stevie, ehm, Roma, di soggiornare anche a Roma, perché aveva una fede molto molto profonda, infatti iniziò a manifestare un forte impulso religioso. E vabbè, e su anche Liszt torneremo. Adesso piccolissimi accenni su questo grande compositore, il gigante della tastiera. Senti Valentina, qui bisogna saltare, 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 mi dispiace perché il libro è interessantissimo, parli appunto degli animali, abbiamo fatto un cenno aspetta, qui parla della Cenerentola, ma non abbiamo tempo. No, sì, perché c'è una parte dedicata alla cucina Alla e cucina, sì, quindi con a a a Rossini con Gioacchino tutte Rossini. le sue prelibatezze. Poi abbiamo citato, che hai scritto anche, un capitolo dedicato ai sacri fremiti sonori, musica nell'Antico Testamento e nel Corano, che, Sì, sarebbe interessante anche qui, soffermarci a lungo, ma il abbiamo tempo Pasternak, abbiamo Scriabin, abbiamo prossima torna, prossima torna, trasmissione, se mi facciamo inviti. un capitolo alla volta. Poi appunto gli animali, Sì, questo è un po' un divertissement, mi piaceva poter mettere insieme le oche, gli elefantini, perché i topi, i topini, insomma un po' tutti gli animali che sono per noi pura meraviglia. Siamo tutti innamorati, almeno io senz'altro, degli animali, dei cani, ma di po tutti. ma poi agli animali sono veramente state dedicate tante composizioni, dal famoso, il Pierino e il Ah lupo, certo, ehm, Babar, Babar, e poi non so, adesso Ma veramente Merluà. Mamerlois, sì, veramente c'è una discografia ricchissima Mh. dedicata agli animali. Noi ci soffermiamo, vediamo il tempo per riuscire, sì, abbiamo tempo, per ascoltare il Duetto buffo di due gatti, veramente un capolavoro di Rossini che molti conoscono, però fa piacere riascoltarlo. Anche in questo caso troviamo 2 grandi cantanti. Vuoi pronunciarli tu i nomi? No, direi di no. Sono i più difficili. Ramino Maturana ce la faccio, Era ma mi poi la voce femminile io salterei la voce Ma no, femminile, perché non vorrei storpiarle il nome, così poverina. la cassiamo decisamente. Però l'ascoltiamo, è veramente molto carino questo duetto buffo di due gatti e qui si manifesta sempre la grandezza di questo nostro compositore pesarese che veramente è stato un super. Oggi probabilmente gli darebbero qualche, soprannome più moderno, più aggiornato. Come potrebbero chiamarlo Non lo anche so, i però giovani? potrebbe essere divertente pensarci. No, in Ecco, questo lo momento lasciamo non. pensare alla nostra, lo pensi tu, che sei giovane, gli dai un soprannome, Comunque era anche pertinente. chiamato Cigno da qualche parte. Adesso devo Certo, il Cigno di Pesaro era Cigno di chiamato. Pesaro, quindi comunque forse prima, ecco, poi l'avrebbero Va chiamato, bene, non adesso so. godiamoci questo duetto buffo dei due gatti.
anche questa, è impietosa la nostra, Eh. impietosa. Su questo miagolio non ce l'ha fatta più e ci ha sfumato. Lo Bene so. Valentina Ferri, io ti ringrazio tanto per la tua partecipazione, buona fortuna alla cioccolata di Euterpe, partitura per nuovi miti, veramente che sia Grazie davvero per che questa Radio Libertà ti porti fortuna a questa interessantissima, lettura, veramente lettura, e poi i nostri ascoltatori magari ci abbinano all'ascolto Io volevo anche delle lanciare musiche. una proposta, scusa. Se c'è qualche musicista che ha piacere di così, di entrare in contatto, mi farebbe molto piacere pensare di creare davvero dei da questi profili, vabbè insomma, fare qualcosa insieme, ecco. Va bene. Allora un grazie alla nostra regista che ha sostituito Sveva, bravissima anche Natalia, scusami, e grazie Valentina Ferri Grazie a voi, grazie alla regista, grazie a te e ai naturalmente, nostri sempre amici. molto brava e a questa Alla se trasmissione. Grazie, alla settimana prossima. Avete ascoltato L'angolo della musica classica con Oretta Pierotti Cei. Arrivederci a sabato prossimo con La grande musica.